qui perché col sindaco abbiamo condiviso di vederci per capire un po' le altre cose da fare. Ascoltare le voci, sostenere concretamente con strumenti e risorse per dare un tetto alle persone coinvolte, tra queste anziani e fragili, nell'incendio della palazzina Ater di via Brumati a Cervignano del Friuli, visto che soluzioni celeri al ripristino dell'agibilità dello stabile non è immediata. Un passaggio meno traumatico possibile con soluzioni alternative e strutturate. Lo ha assicurato l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi, che ha presenziato assieme al direttore Amedeo Aristei alla seduta del Consiglio Comunale di Cervignano, presieduta dal sindaco e dedicata al suo primo punto all'ordine del giorno, alla gestione del post-emergenza dopo il grave incendio che ha colpito la palazzina, coinvolgendo una trentina di famiglie. La protezione civile è intervenuta subito dopo quello che è accaduto. Questo è un lavoro che ha fatto la protezione civile, ma ovviamente sta anche nelle competenze dell'Ater, quindi anche della collega Amirante, e quindi cercheremo di capire quali sono le ulteriori attività necessarie per una situazione che mi pare non sarà breve. Quindi noi siamo pronti a sostenere le attività di assistenza alle persone in una condizione che credo dovrà essere programmata per almeno un medio periodo, non un breve periodo. Nella giornata di giovedì 19 dicembre, la terza fase dell'emergenza con la presenza dell'assessore all'infrastruttura Amirante. Il sindaco Andrea Balducci, per parte sua, ha rilevato come la gestione professionale dell'emergenza e l'apporto decisivo della protezione civile abbia permesso di evitare esiti gravi. Verranno perfezionati i contratti per 16 delle 24 famiglie e nel prossimo futuro verranno rimessi a disposizione altri 8 appartamenti che serviranno per sistemare nel medio-lungo periodo le altre famiglie.